Signore e signori, Franco Contu. Grazie. Si sente? Sì, grazie. Sì, arrivo. Allora, dunque, è un'emozione forte e intensa essere qui ora. Sono qui io, ma in realtà c'è ciascuno di voi e direbbe probabilmente le stesse cose che sto per dire. Oggi stiamo dando un senso all'impegno di questi anni. Oggi stiamo dando concretezza alla passione che ci ha portato fin qui. E come ho già detto, è arrivato il nostro tempo, il tempo a noi favorevole, e abbiamo un lungo elenco di cose da fare. E le faremo con la migliore persona a disposizione, per capacità e umanità. Sono un uomo che vive quotidianamente la realtà delle imprese. Ci si aspetterebbe da me riferimenti a quel mondo che ben conosco. Allora vi voglio dire che nella mia vita ho visto molti di quegli imprenditori alzarsi ogni giorno e darsi duramente da fare per pura passione, per amore, per la loro professione, per la loro attività e non solo per il profitto. Erano imprenditori, ma erano innanzitutto uomini e donne che erano animati dal loro sogno, magari antico e bambino. Penso spesso alle giovani generazioni, perché penso spesso al futuro, perché è con le capacità e le competenze di chi è parte del cambiamento che noi possiamo pensare di avere una Sardegna più bella, prospera e felice, una Sardegna possibile. Perché quando si è ancora giovani si guarda il mondo in un modo diverso, senza barriere mentali, più liberi. Si guarda la 131 e non ci si vede una semplice strada in perenne costruzione, la si guarda come se fosse la nostra autostrada, per il semplice fatto che unisce il nord al sud, che ci fa andare da una parte all'altra dell'isola. Così come quando da piccoli immaginavamo una Sardegna circondata da muri rocciosi, che sapevamo essere stati utili un tempo passato per difenderci dai nemici del mare. E vedevamo le canguro e pensavamo fossero le nostre navi, pronte a portarci verso altre coste. Pensavamo a quando avremmo avuto nostri aerei per spostarci più lontano e veloci. Guardavamo il mare, il cielo e la terra e chiudevamo gli occhi con una consapevolezza rara, quella di essere ricchi, sapere che un pezzo di tutta quella meraviglia era anche nostro. Ci dava speranza per il futuro, ci dava quella sensazione che avremmo potuto realizzare ogni cosa e che ci sarebbe stato spazio e tempo per tutti, per fare tutto. E se ci guardiamo attorno, vediamo che di cose da fare è pieno ogni angolo su cui poggiamo lo sguardo. Reti da costruire, comunità da salvare dallo spopolamento, storie e culture che rischiano di sparire per sempre. Quando eravamo giovani pensavamo che solo noi avevamo il diritto di gestire quella ricchezza, perché era nostra e perché ci sembrava giusto così. Ci sembrava naturale sentire parlare la nostra lingua e ne assorbivamo ogni accento, ogni sfumatura diversa e unica. Non lo pensavamo come ad un retaggio del passato buono per attirare turisti. Davamo a tutti un proprio senso, un senso permeato di giustizia, dove nessuno era escluso, dove sardi e non sardi dovevano poter disporre e decidere di loro stessi. Ci dicevano di essere al sud, anche se eravamo in mezzo, nel pieno centro di un mare che bagnava tanti popoli, che erano passati da qui, ma che non avevano strappato un brandello del nostro amor proprio, della nostra dignità. Tutto questo lo si vede solo con gli occhi di un bambino. Quella Sardegna possibile che stiamo cercando di intravedere oggi è la Sardegna vista dalle 1000 porte di un uomo che non ha perso per strada la sua libertà, a cui nulla è stato imposto dall'altro. Dobbiamo riuscire a non pensare alla nostra vita, alla nostra terra, come irrimediabilmente perduta, sommersa dalle macerie degli ultimi anni. Tanto è ancora da fare e ancora di più sono le cose che bisogna rifare e migliorare. Fare luce dove il buio oscura la nostra vista.
La mia Sardegna possibile è fatta di proposte e soluzioni e di luci che si accendono in ogni comunità. Vi voglio salutare con 2 citazioni di 2 grandi sardi. La prima è di Angelo Caria. Angelo Caria scriveva così nel novembre del 95. Dovremmo avere il coraggio di stare nel gioco del mondo, di osservare l'enorme gamma di colori che compongono l'arcobaleno quando questo sorge dalle terre del pianeta. Dovremmo avere il coraggio di ritornare di nuovo a casa per trovare le radici di una nuova e moderna prosperità. La nostra casa è il posto comune a tutti noi, ma anche un luogo dello spirito che altri non hanno più. È la sede di una millenaria cultura dove trovare la forza di cambiare il presente. La seconda è di Maria Lai. Il viaggio è la casa, non solo la mia casa, ma quella di tutti noi. Siamo sulla Terra che gira circa 30 km al secondo, in un viaggio che è pur sempre un viaggio speciale, dove non si distingue la partenza dal ritorno. La vera nostalgia non è quella per un'isola, è l'ansia d'infinito. Grazie. È bellissimo. Allora, adesso però voglio chiamare qui, però ci deve essere un microfono, mi hanno detto. Voglio chiamare qui 2 persone speciali. Una è Bobore Bussa, un grandissimo, è la coerenza fatta persona, un uomo che aveva promesso dopo 2 anni e mezzo di mandato di dimettersi perché l'aveva detto e di lasciare lo spazio a qualcun altro. Lui l'ha fatto, è un uomo a disposizione della nostra comunità in modo totalmente disinteressato. E l'altro è Matteo Belluticca, che non è solo il coordinatore di Nugoro. Matteo è l'anima anche di questa festa, di questa bellissima festa. Non sono abituato a parlare davanti alle grandi platee, si vede. Io volevo ringraziare tutto il gruppo che ha reso possibile questa serata. Volevo ringraziare il Progetto Repubblica, che mi ha dato una grande responsabilità, ha avuto la fiducia. Io spero che sia stata ripagata. E vorrei ringraziare Numoro. Vorrei ringraziare Numoro che ha risposto. È venuta qui stasera, ci ha incontrati. Non è solo un ringraziamento, però è anche una richiesta importante, perché per costruire la Sardegna possibile abbiamo bisogno dei sardi, abbiamo bisogno di sardi che pensino a una nuova cosa, un nuovo progetto, una nuova casa, che noi non abbiamo paura a definire col suo nome. Questa casa si chiama Indipendenza. Non cerchiamo soldi, cerchiamo sardi. È la nostra sfida. È il nostro tempo. Grazie a tutti. Grazie Matteo. Bobò. Ciao. Grazie a Nugoro. Grazie a tutti los compandos.
Deo, penso di aver fatto il dovere mio, come Tannao Franco, che mi sono dimitto. Che Deo sono nomine del partito e per me la collettività è venuta innanzi delle cose personali di cada uno. Dunque, se pensiamo come collettività, tanto crescimos. Se pensiamo individualmente, non vi crescimos. Solo se non andiamo a dove. Tocca a si porre spari. E oggi è pari dai nocche, stiamo toccando per un'esperienza nuova. E questa esperienza nuova non è per cada uno, non è per tutti. È per gente che si sente valente. Che la valentia in Sardegna che narrare a valere, a essere valente sul lavoro, su scuola, e le cose che cada uno va che cada dia. E dunque, per questo progetto, oggi abbiamo bisogno di valenti. Noi siamo valentiosi, tutti quelli che sono valenti sono benvenuti a lavorare in questo progetto. E dunque, siccome siamo valenti, sono sicuro che abbiamo a fare cose armane e valenti. Grazie a tutti e fino alla indipendenza. Grazie a Franco. E questo è Progress.